Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Dota 2. Come potete vedere siamo pronti a intraprendere una nuova avventura. Oggi ci troviamo all'interno di un replay. Come vi avevo scritto su Facebook, purtroppo non ero riuscito a caricare la partita che state vedendo in diretta perché l'audio non era stato registrato correttamente. Molti di voi mi hanno detto no, caricala comunque visto che dici che è una bella partita, ma almeno commentala sotto. Allora, sto giocando Dazol, a mio parere uno dei support migliori di Dota. Può davvero essere molto utile se giocato bene. Stiamo giocando nella fazione dei Dire e abbiamo Sven come support principale. Gli altri ruoli non neanche li analizziamo perché non ci interessano. Facciamo una vera e propria guida al support. Come avete visto abbiamo comprato una bella ward e l'abbiamo proprio posizionata sul fiume per riuscire ad avere controllo appunto in tutta questa zona. Allora, ho comprato delle sentinelle per riuscire a evitare eventuali ward posizionate dal nostro Shadow Demon nel nostro Easy Camp, che si trova appunto da questa parte. E come potete vedere il nostro ruolo è tecnicamente quello di difendere il nostro carry, che inizialmente ha poco mana, poca vita, poco di tutto, ovviamente ha più vita di noi, però diciamo non è forte come si vorrebbe, quindi cerchiamo di dargli una mano. Esistono due tipi di support principalmente, i support passivi e quelli attivi. Possiamo essere più o meno aggressivi, come potete vedere sto giocando molto aggressivo, cerco di dare fastidio a Ursa perché Dazol è un personaggio che ha un'ottima agilità d'attacco, ben 550. E come potete vedere cerchiamo di dargli molto fastidio. Support diciamo più o meno aggressivi si dedicano al pulling e ad altre cose, ma visto che siamo gli unici support dobbiamo badare a tutte e due cose. Allora, visto che abbiamo Ursa contro e Shadow Demon, ecco che Sven parte all'attacco. Sto andando a potenziare il tocco velenoso e l'onda ombrosa. Potenzieremo per prima l'onda ombrosa perché ai primi livelli è molto utile, cura e soprattutto riesce a infliggere danno ad aria in un certo raggio ovviamente d'azione. Sven è un ottimo carry da avere accanto perché ha uno stun ed è molto ma molto utile anche il suo grido di guerra che velocizza un po' il movimento e ci può salvare in alcune situazioni. Il nostro compito è quello non tanto di basarci esclusivamente sugli oggetti da acquistare durante la partita, ma le nostre skill ci garantiscono quindi un ottimo gameplay anche senza troppi oggetti. Quindi la cosa importante è quella di acquistare oggetti e di essere è quella di non per forza acquistare oggetti, ma è quella di essere utili alla squadra appunto in tanti modi, come per esempio comprando guardiani osservatori, comprando sentinelle, eventuali polvere delle apparizioni se servono, fumi del raggiro e così via, ovviamente il corriere, e cercare in ogni modo di essere presente quasi in ogni teamfight, evitare di stare da soli, seguire sempre la squadra, cercare di aiutarli in continuazione. Come vi ho detto appunto, gli oggetti fondamentali in un support sono diciamo ovviamente gli stivali, in questo caso del mana, perché Sven ha bisogno di mana appena 266, noi abbiamo appunto quasi il doppio. E quindi è importante non acquistare, diciamo, categoricamente degli oggetti, ma essere d'aiuto alla squadra. Quindi, come potete vedere, come vedrete, anzi in questa partita non completerò tanti oggetti, però darò un aiuto concreto alla squadra comprando ward e sentinelle che davvero apriranno la strada al nostro team. Le ward costano appena 65 ed è una cosa importantissima, non mi stancherò mai di ripeterlo. Comprarle, andarle a posizionare, perché avere un ottimo controllo visivo sull'avversario può davvero fare la differenza. Quindi è importantissimo comprarle, perché quei 65 che andiamo a spendere possiamo evitare di farli perdere a 3-4 persone del nostro team che andando a morire poi regaleranno i loro soldi al nemico. Quindi comprare le ward è fondamentale. Più degli oggetti, veramente. Gli oggetti se li possiamo fare ben venga, però dobbiamo essere d'aiuto al team. Come potete vedere siamo riusciti a ucciderlo, cerchiamo di dare una mano a Sven, veniamo uccisi, però abbiamo ucciso entrambi. Qua ho sbagliato, potevo allontanarmi ancora di più, l'avrei ucciso comunque Ursa. Comunque, il compito del nostro support è principalmente questo. Sven sta farmando, potete vedere, abbastanza bene, a 381 di ora al minuto contro i 305 di Ursa che stranamente si trova in offlane. Allora, ho comprato altre sentinelle e altre ward per cercare di contrastare quindi l'avversario. Di solito i support
dewardano e wardano. C'è una vera e propria guerra tra i due support nemici, tra il warding e il dewarding corrispettivo. Comunque è anche molto importante negare l'esperienza, perché ricordate che ogni creep negato è esperienza in meno che noi diamo al nemico. Ci sono percentuali precise che, se andate a controllare, le noterete. I creep a distanza a livello di esperienza, se non erro, valgono di più di quelli da mischia, quindi negare i creep è davvero una cosa importantissima. Se riuscite, cercate di farlo quando potete. Allora, adesso mi sto dedicando al pulling, perché ovviamente pullando, la spieghiamo bene questa cosa, riusciremo a trasferire i creep dalla nostra lane alla nostra giungla, impegnandoli per un tot di tempo, e così la lane nemica avanzerà fin quando non arriverà sotto la nostra torre. Daremo modo al nostro carry di essere protetto sotto la torre e di guadagnare più esperienza essendo protetto. Allora, potete vedere che sto pullando al 53esimo secondo di ogni minuto. È possibile pullare, ma come avete visto non ci sono riuscito. Perché? Perché Shadow Demon ha messo una ward nel nostro ecco qua, appunto l'ha posizionata nel nostro campo, e adesso noi andremo ad eliminarla, a rimuoverla grazie alla sentinella che abbiamo qui. Allora, perfetto, stiamo continuando a sto potenziando. Ecco, la sentinella si mette sempre in un certo raggio d'azione. La eliminiamo. Arriva Invoker dalla mid a rompere le scatole, ma non ci fanno nulla. Ci spara il raggio solare, ma riusciamo a salvarci. Però, anzi no, sono morto. Mi ha ucciso col veleno. Ovviamente non ha chiamato il Miss Draw Ranger. Comunque, il nostro dovere lo stiamo facendo. Sven è a buon livello, quasi al pari con Ursa, sta facendo 350 di oro al minuto, ha quasi, diciamo, completato un oggetto, ma comunque sta andando tutto per il meglio. Sotto che succede? Vediamo un po'. Dove siamo noi? Siamo tornati? Ecco, siamo tornati e stiamo andando a... Vediamo un po', velocizziamo un po' la situazione, andiamo a per 2, abbiamo messo un'altra ward, abbiamo preso la generosità e come potete vedere stiamo andando a dare un po' di fastidio al nemico. Vediamo che succede. Sven viene immediatamente bloccato da Shadow Demon, arriva lo stun diretto, io vado a curarlo, potete vedere che cerchiamo sempre di stare dietro al carry, ma nonostante tutto cerchiamo di dargli una mano. Benissimo. Allora, più o meno questo è il lavoro che dobbiamo fare durante tutto l'early game. Cercare di non farlo morire, cercare di non morire e guardare, deguardare la nostra giungla. Ecco qua, la prima skill è una sorta di veleno che al primo livello non fa quasi nulla, è dir poco inutile. Un piccolo rallentamento, però poi col passare del tempo vedrete che sarà molto utile. Adesso passiamo un po' più avanti, andiamo al 9° minuto e come potete vedere Sven ha comprato gli stivali della potenza. Vediamo un po', eccoli qua. Potete vedere che ci stanno rubando un po' il farm. Arriva Sven, attiva la ulti, cerchiamo di curarli. Eccoli qui, potete vedere come continua il teamfight. E adesso vi voglio fare vedere davvero una bella mossa che ha fatto Windrunner. Guardate un po' da dove ha lanciato la freccia e come ha colpito Ursa. Guardate Ursa, guardate Windrunner, guardatela. Avete visto? Una cosa davvero che mi è rimasta impresso durante questa partita. Comunque, continuiamo così. Ci sono a livello di morti e uccisioni 2 uccisioni di Sven. Forse ne ho saltata qualcuna, non importa. Comunque, adesso potete vedere che quando la lane non è pushata, cioè il nostro carry è in giungla, noi cosa facciamo? Pulliamo, nel senso sdoppiamo i campi della giungla cercando di dare più possibilità a lui di farmare. Il nostro compito quindi è sempre stare dietro a lui. Adesso che ho appunto i soldi per gli stivali del mana, vado a mandare il corriere, eccolo qua, che è il corriere che ho vinto l'anno scorso, al negozio segreto. Ma adesso tengo sempre un occhio fermo sulla lane e vedo che Sven è bersagliato dagli avversari, quindi torno subito immediatamente. Corriere prende gli stivali del mana, eccoli qua, e ce li porta. Benissimo. Questa è più o meno una build occasionale che ho fatto con le skill, però potete provarla anche voi. Vediamo un po' che succede. Ci prendiamo gli stivali del mana, come potete vedere. Partiamo. Ricarichiamo il mana a Sven adesso. Sì, e adesso Sven
carico e pronto per partire. Allora, vediamo un po'. Siamo a 345, ottimo. Vediamo un po' di andare un pizzico più veloce. Andiamo a per 2. Vediamo che succede. Ok, ancora si continua a procedere. Sven, ecco, potete vedere, noi bersagliamo sempre l'avversario. Ecco che si stunna. Vediamo un po'. Eccolo qua. Ursa tenta l'attacco. Continuamente. Eccolo qua. Potete vedere che salviamo Sven proprio in punto di morte. Eccolo qua. Però purtroppo adesso viene ucciso da un creep. Tac. Potete vedere, non siamo riusciti a salvarlo in tempo. Ci è scappata la cura, non siamo riusciti a farla partire. Comunque, questo è un po' l'early game. Sono passati già 12 minuti. Qua chi c'è? Sta arrivando Invoker. Voglio vedere cosa fa Invoker, perché... Ah, probabilmente mi stava cercando. Io mi sono rifugiato qua. Potete vedere, non è successo niente. Arriva Draw Ranger. Vediamo che combina. Eccola qua. Andiamo un altro po' avanti. Andiamo sui 14 minuti. Vediamo un po' dove siamo. Eccoci qua. Morgan Free Farm inizia a fare un paio di uccisioni. Vediamo un po'. Sto andando immediatamente a comprare il Mechanism. Il Mechanism è davvero un oggetto che, se fatto entro i 20 minuti, è molto utile. Ci dà 250 punti vita, aura di rigenerazione vita, armatura. È davvero molto utile. Quindi, se potete, compratelo con il support entro i primi 20 minuti. Perfetto. Vediamo un po'. Io ho comprato... Ecco qua, aumenta l'armatura, perfetto, ho comprato anche la ricetta. Sono sceso un attimo in bot per cercare di tenere sotto controllo la situazione e dargli una mano anche visivamente a Phantom Lancer, che era un attimino in difficoltà. E come al solito mettiamo ward e sentinella. Potete vedere, i punti nevralgici per le ward sono questi, principalmente il fiume, questa zona, per la sentinella questo punto proprio, quest'altro punto per un'altra ward, eccolo qua. Questo punto per l'altra ward, molto utile. E poi gli altri sono molto situazionali, come per esempio questo. Però potete scegliere, cioè questi sono i punti nevralgici per le ward, teneteli a mente. Abbiamo il brocchiere, adesso ci manca la ricetta del Mechanism e dopo avremo concluso. Questa è una tattica che sta facendo Sven per farmare ancora meglio. Al 53esimo minuto stacca i creep giganti e cerca di poi di fare un farm migliore. Potete vedere, li manda via i centauri, l'antico golem, e farma meglio grazie all'elmo del dominatore che si è fatto. L'elmo del dominatore permette di controllare un creep della giungla. Intanto noi andiamo mid, potete vedere, andiamo sempre con qualcuno, mai da soli, perché siamo davvero molto vulnerabili. Quindi attenzione, qua c'era Shadow Demon. Sotto cosa succede? Perfetto. E come potete vedere, il nemico non posiziona ward. Siamo un po' fortunati perché non è che c'è una vera e propria battaglia di ward. Vediamo adesso che succede. Andiamo avanti. Zeizol, scendiamo sotto. Qui c'è la viverna. Phantom Lancer è un po' solo. Vediamo un po' che vogliono combinare. Attenzione. Vediamo che succede. Siamo a 16 minuti. La situazione si fa interessante perché Windrunner sta per morire. Ursa si fa Roshan. E continuiamo qui. Ecco che arriva Ursa. Attenzione, colpo della viverna. Noi siamo un po' in difficoltà perché non sappiamo che fare. Adesso cercheremo di salvarla, ma non è possibile. Allora torniamo indietro. Un po' un teamfight strano, però nonostante tutto siamo riusciti ad andare via. Attenzione che adesso Ursa si getta sotto torre, tenta l'attacco, attiva la W, tenta l'attacco, ci sta per uccidere, siamo quasi morti. Grazie alla W ci salviamo, ce ne andiamo via e riusciamo a fuggire anche dall'attacco di Invoker. Però purtroppo la viverna ci uccide con la sua seconda skill. Comunque, anche se sembra che il teamfight sia andato male, in realtà stiamo giocando bene perché Sven sta farmando molto bene. Ha fatto la sciabola, ha fatto l'elmo, farà ora il bastone del re nero. E attenzione, attenzione, Sven contro la viverna. Guardate già l'attacco che ha disponibile. Attacca. Vi voglio fare un piccolo calcolo su Sven mentre vi guardate un po' il teamfight. Sven ha 0,96 secondi per attacco. Cioè lui in un secondo fa un attacco. Nel senso, ci mette un secondo a tirare un attacco. E con questo attacco fa
più o meno 300 di danno quando ha la ulti attiva. Il 66% viene convertito in danno ad aria. Quindi se noi riusciamo a renderlo per questi 5 secondi, per 5 secondi per esempio, invulnerabile a tutto grazie al bastone del Re Nero, considerata la peggiore delle ipotesi all'ultimo grado del time, Sven riesce a infliggere anche 1000-1200 di danno, ed non è poco. Ecco perché l'oggetto principale di Sven, diciamo, è il bastone del Re Nero. Va fatto quasi subito. C'è uno degli oggetti principali, perché se lo attiva minimo tempo, ovviamente lo sapete meglio di me del bastone del Re Nero, è ben 5 secondi. Il minimo tempo, guarda, 10, 9, 8, 7, il minimo è 5 secondi. Quindi per quei 5 secondi lui tira 5 attacchi. Ovviamente può fare tanto danno. Se per esempio va a togliere 300 di danno per attacco, per 5 attacchi sono 1500, il 66%, fate un po' voi i conti, però riesce a infliggere più della metà, quindi davvero un danno consistente. È importante farlo, poi non ne parliamo se il time è superiore. Comunque torniamo a Dazol, stiamo noi per finire il mechanism, cercando di continuare a supportare, come potete vedere, il team. Le ward sono sempre attive, il nemico ne ha messe 2 qui stupidamente perché guarda lo stesso territorio. Eccoci qua, gli avversari continuano, vediamo che stiamo andando a fare, velocizziamo un po' tutto, andiamo al 2%, al 2 di velocità. Ecco che inizia un altro team fight interessante. Juggernaut parte all'attacco, buttiamo la ulti per diminuire l'armatura, ci tira su Invoker col tornado, arriva Sven, però purtroppo la viverna ci blocca. Attenzione, attenzione, un po' egoisti stavolta, attiviamo la cura su di noi, però in un modo o nell'altro riusciamo ad attirare l'attenzione e Sven, dopo un ottimo farm in lane, è riuscito a dare davvero fastidio. Andiamo un po' avanti. Lui continua a farmare, potete vedere che noi stiamo procedendo. Gli avversari sono un po' disorganizzati, però questo è il nostro compito, come vi ho detto. Allora, ecco che compro un po' di ward. È sbagliato quello che ho fatto, cioè comprare tutte queste ward in una volta. Solitamente vanno scaglionate nel corso del tempo, però ovviamente da soli, essendo l'unico support, è difficile fare questo lavoro, quindi siamo giustificati per questa volta. Ecco che si continua, siamo contro Juggernaut in mid, vediamo se possiamo fare qualcosa sotto. Si scende, si indica Ursa per dire di dargli un po' di fastidio, stiamo un po' andando a rilento. Perfetto. Ecco, potete vedere, ho messo la ward in modo tale da avere un vero e proprio angolo di visuale a 90 gradi, diciamo, e abbiamo tutta la visuale nel fiume e ovunque, diciamo. 22esimo minuto, siamo qui che mettiamo altre ward. Potete vedere, abbiamo il controllo su tutta la loro giungla, altre sentinelle per vedere che succede, se ci sono loro ward. Anche mettendo le sentinelle noi stiamo più tranquilli perché capiamo che lì non ci guarderà nessuno, siamo invisibili. E adesso io vado un po' a spottare il nemico, cerco di capire che fanno e faccio vedere alla mia squadra loro dove sono, perché in questo punto non abbiamo ward. Quindi la mia squadra se ne accorge, iniziano ad arrivare, vedono Shadow Demon da solo e paf, lo ammazziamo. Io non perdo l'invisibilità, sarebbe inutile, e continuiamo a seguirli. Continuiamo a seguirli, arriva Sven, si sente. Vediamo un po'. Eccolo, inizia a stunnare. Potete vedere, attiva il bastone del Re Nero. Eccomi qua. Potete vedere che non ce la fa. Noi veniamo uccisi. No, anzi no, cerchiamo di fuggire, ma Ursa ci fa a pezzi. Nonostante tutto il team riesce a uccidere gli avversari e ci facciamo un ottimo ace. Cioè siamo riusciti a ucciderli. Siamo stati, cioè, un po' fortunati in questo team fight, nel senso gli avversari si sono un po' divisi, però nonostante tutto lo abbiamo vinto e abbiamo portato avanti la squadra. Comunque tutta la zona qua è wardata, come potete vedere, e stiamo facendo il nostro dovere. Benissimo. Vediamo di andare un altro po' avanti. Forse ho saltato qualche teamfight interessante, però fa nulla. Andiamo avanti. Sì che abbiamo anche un'ottima squadra, perché
Phantom Lancer è stato un pick orrendo, però si è rivelato utile perché pushando riesce a darci un po' di aiuto. Allora, io continuo, vediamo un po' che succede, seguiamo sempre il nostro carry. Come potete vedere, giriamo intorno, cerchiamo di capire cosa... E nei momenti, diciamo, di stasi, o andiamo a pullare, a staccare, o a girovagare con il team, perché soli non si può andare. Roshan rinascerà tra poco. Ecco che si pusha tutti insieme. Potete vedere che saliamo verso sopra. Si parte all'attacco. Sven è il doppio danno, quindi fa più di 300 di danno. Anzi no, quasi 300 di danno. Perfetto. Io metto una sentinella qua. Questo è un altro punto nevralgico, come vi ho detto. Benissimo. Un altro oggetto interessante potrebbe essere la falce divise o il medaglione del coraggio. Dipende cosa volete fare con Dazol. Stun di Sven. Fortunatamente la viverna si è bloccata nel suo guscio di ghiaccio. Juggernaut contro Sven. Vediamo chi vincerà. Arriva Ursa da invisibile. Ci cattura. E ci tira in alto. Veniamo uccisi nuovamente. Il teamfight va bene fino a un certo punto, però va male, ci hanno ucciso come potete vedere. Però continuiamo così, vediamo il riassunto. Differenza di oro, gli avversari sono, vediamo un po', no, ancora siamo noi in vantaggio, ma leggermente. La partita, come potete vedere, è ancora in bilico. Vediamo un po'. Sven però potete vedere che ha un ottimo farm, è quella la cosa importante, che il nostro carry sta andando bene. Poi ovviamente serve un ottimo team e un ottimo controllo, perché un personaggio da solo non può vincere la partita. Però potete vedere che già avere il proprio carry che è ben farmato è un ottimo risultato. Allora, Ursa sta facendo Roshan. Si parte con Morgan Free Farm che sta attaccando. Qui abbiamo Invoker invisibile. Arriva anche Windrunner. Arriviamo noi, Phantom Lancer. Intuiamo che loro stanno farmando da Roshan. Eccoci qua. E io noto delle orme a terra, quindi inizio a preparare sentinella. Se ce l'ho sempre, perfetto. Eccoci qua, andiamo a metterla e notiamo Invoker costretto ad andare via. Diminuiamo l'armatura a tutti. Arriva Sven dall'altra parte. Tac, ucciso. Sì, gli avversari non sono molto forti, cioè, però voglio farvi vedere una guida proprio per il support. Cioè voglio farvi vedere un po' una guida incentrata su un support in particolare. Adesso che abbiamo l'Egida riusciremo a essere molto più competitivi in attacco, più che altro. Ecco il meccanismo. Come altro oggetto ve l'ho detto, possiamo fare la falce divise a seconda dei casi. In questo caso Ursa è un problema, quindi la falce divise. Anche lo scettro della divinità di Eul, per dare possibilità di fuga al nostro personaggio, che è molto lento e molto fragile. Viene ucciso con 3 colpi, quindi attenzione. Si continua a pushare. Vedete, il nostro lavoro sembra stupido, però in realtà, ecco un'altra ward messa qui. Diamo controllo al nostro team. È una cosa enorme. Cioè, è una cosa ottima, perché il team è sempre coperto. Cioè, il nostro dovere è questo. L'ho ripetuto 1000 volte, ma lo ripeterò sempre, perché io tutte le partite che perdo, la maggior parte, il 99% sono partite in cui i support non fanno il proprio dovere. Cioè, si mettono a fare oggetti da danno e non mettono ward, la mappa rimane libera, cioè coperta, e noi non abbiamo visione, nulla, e non possiamo fare niente. Poi dewardando togliamo anche agli avversari la possibilità di vedere noi cosa stiamo facendo, ed è ottimo perché ogni partita può prendere una piega diversa, perché se gli avversari non sanno che facciamo possono cambiare strategie e cose varie, quindi è importantissimo farlo. Comprate più ward che altro, veramente. Molte partite io l'ho perse per questo motivo, perché i support si facevano il dedalo, tutte queste cose qui, cristalli, oggetti da, oppure magari oggetti da support, però in quantità non se ne fregavano di dare una mano alla squadra. Qua c'è la viverna. Veniamo bloccati dall'omino di Sven. Mi sa che adesso io gli dirò back. No, anzi no, ho ricaricato Sven con un po' di mana, un po' di vita. Vediamo che succede. Io butto l'armatura per tutti.
Sven, stun di gruppo. Io curo e faccio danno ad Aria. Sven, bastone del re nero attivo. Devo vedere che cerco di dargli una mano. Il fight procede bene. Curiamo Sven, lo proteggiamo erroneamente, perché non dovevo farlo. Si fa di solito l'ultimo chicco di vita, però difficile stabilire questo valore. E si continua a pushare. Potete vedere, abbiamo la mappa. Io guardo a secondo i movimenti che facciamo. Stiamo pushando top, dobbiamo avere questa visione, perché dobbiamo stare attenti a eventuali attacchi da dietro e cose varie. Andiamo bot, analizziamo tutta questa zona e così via. Cerchiamo di muoverci a zone, non giocare mai da soli. Questo è il compito del support. Benissimo, spero ragazzi questa guida vi sia utile, perché molti pensano che appunto questo ruolo sia inferiore agli altri. In realtà è uno dei più importanti. Io preferisco giocare support che carry, perché mi piace più giocare in questo modo che farmare tutta la partita e poi arrivare a uccidere tutti. Mi piace più giocare così strategico, di squadra, sto facendo la falce divise, che gettarmi in mezzo come fa Sven e ammazzare a tutti. Ward, perché adesso siamo qua, vedete, siamo qui e noi, ecco, grazie alla sentinella vediamo Invoker che è qua, e allora stiamo un po' più attenti, cioè la squadra capisce che c'è un nemico e allora indietreggiamo, ecco, perfetto. Nuovamente lo vediamo, adesso nuova sentinella mi sembra di non averne più, ecco, infatti me lo ricordo. Parte un altro teamfight. Si uccide Invoker. Però vedete, ho sempre pochi oggetti, ma le ward costanti. Benissimo. Ragazzi, la partita più o meno, lo so, è un video molto specifico per quelli che amano Dota, ma è giusto, cioè, mi andava di farlo per far capire il vero ruolo, diciamo, più che altro, quanto è importante giocare il support nelle partite. Io sono stato sfortunato perché in questa partita ero il solo support. Infatti poi a fine partita Sven si è complimentato perché sono stato ucciso, perché ho fatto un lavoro immenso, cioè ho tenuto su una squadra da solo. Gli altri mi avrebbero dovuto aiutare, ma non c'era nessun altro. Phantom Lancer è un carry, Windrunner ormai è un carry, 5 anni fa era un support e neanche, era metà, un utility. Adesso Draw Ranger, chi doveva darmi una mano? Quindi davvero da solo siamo riusciti a pushare per bene. Ancora un po' più veloci, vediamo che succede. Stiamo per finire la falce. Regia, andiamo sul personaggio. Eccolo. No, regia all'inseguimento dell'eroe. Eccolo qua. Seguiamo il nostro eroe. Qua sono minuti di farm veloci, di riunione con la squadra. Si tenta Roshan nuovamente. Qua Sven se lo farà molto rapidamente, ma a noi non importa. Altre ward, potete vedere. E adesso andiamo a finire la partita, perché quando verranno distrutte tutte le baracche, ragazzi, è molto molto facile, cioè la partita al 99% si vince, quindi l'obiettivo è distruggere le baracche. Vediamo questo teamfight più in dettaglio. Questa mossa mi countera in maniera proprio spettacolare. Qua purtroppo veniamo uccisi. Anche perché Sven si è lanciato troppo avanti. Io avrei distrutto infatti solo le baracche, senza esagerare. Ma vabbè, è andata così. Andiamo un altro po' avanti per vedere come finirà la partita, il late game definitivo. Ok, vi ho detto, se si distruggono tutte e tre le racks,
Allora, la vittoria è in pugno. I nemici non possono più pushare. Al 99% si può vincere. Ward nemiche. Ecco che arrivo. Nuova sentinella. Abbiamo visto la ward e l'abbiamo tolta. E ogni ward distrutta. Sono 100 monete, eh. Togliamo 3 ward, facciamo un'uccisione, eh. Attenzione. Qua abbiamo wardato nuovamente per tenere Invoker sotto controllo. Così lui stesso si prende di paura e non fa quello che dovrebbe. La sentinella fa il suo gioco e viene ucciso Invoker. Vedete? Questo è il lavoro del support. Non abbiamo fatto niente. Cioè, differente non fare niente con quello che abbiamo fatto. Abbiamo posizionato le ward e hanno rivelato Invoker. L'abbiamo ucciso. Invoker morto ci ha permesso di guadagnare parecchi soldini. 553 monete, eh? Attenzione. Non è poco. Arriva Ursa dietro. La squadra mi dà una mano, lo fermano e io tranquillamente li aiuto con un po' di rallentamento, quello che serve. Ma niente di esagerato. Andiamo un po' avanti. Altra uccisione di Juggernaut. Adesso io gli dico di concentrarsi. Ecco, nuovamente questa mossa mi countera. Non posso far nulla. Però la baracca l'abbiamo buttata a terra. Benissimo. Ormai la partita, ragazzi, è conclusa. Abbiamo distrutto anche top. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se volete vedere altri video. Ci becchiamo al prossimo gameplay, ragazzi. Ciao a tutti.